Dopo 2 giornate di campionato dividono la vetta a punteggio pieno, ma questa sera in cima alla classifica ci sarà posto solamente per una squadra. Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale saluto dal Palasport di Via Talete a Cagliari, terza giornata del campionato di Serie B femminile 2015-2016, in campo Astro Cagliari e Basket Nulvi per quello che è il piatto forte appunto di questa terza giornata di campionato, la Serie B femminile in diretta su directasport.it e sardegnasport.com, grazie all'impegno Ermanno Iaci in mia compagnia a presentare questa partita di alcuni sponsor. Li vogliamo presentare? Eh sì, è proprio il caso, perché senza queste persone che ci aiutano continuamente probabilmente tante iniziative non potremmo realizzarle. Tra l'altro li vedete qui alle mie spalle: HD, Finsard Assicurazioni, Euromobiliare, applicazioni elettriche, la Biostetic e così via, e tanti altri che insomma ci aiutano. La partita, come dicevi tu, la partita sicuramente è importante perché siamo tutti e due a punteggio pieno e a fine partita sicuramente una è più su dell'altra, però non dimentichiamo che c'è anche l'Antoniano, mi pare, a punteggio pieno, e forse anche un'altra, però sarà una grande bella partita. Sembra fino a questo momento un campionato diviso in 2 tronconi. Abbiamo appunto, come diceva lei in precedenza, una vetta con 3-4 squadre a 4 punti, ecco intanto un pallone nei paraggi, e poi diverse squadre a 0 punti. Sembra già un campionato diviso in 2 tronconi, oppure è troppo presto per poter trarre una conclusione di questo tipo? Sì, sicuramente è presto, però indubbiamente la nostra squadra non è eccezionale, è discreta, con buone giocatrici che hanno anche esperienza con i diversi anni che abbiamo fatto in A2. Il Nulvi lo stesso ha alcune giocatrici molto valide, e le vedrete stasera, è reduce dagli spareggi persi l'anno scorso per passare in A2, quindi è una squadra abbastanza esperta e rodata. L'Antonianum lo stesso è una buona squadra, e ci sarà da divertirsi. Primo appuntamento dell'Astro Cagliari sui nostri schermi, possiamo presentare un pochino la squadra. Avete conservato diversi elementi della squadra che si è salvata brillantemente in A2 lo scorso anno, in più qualche giovane che aveva magari già esordito l'anno scorso e che quest'anno volete far crescere, insomma. Sì, ci sono 3-4 ragazzine interessanti, a parte il rientro di Margherita Lai, che era un atleta astro ma che ha giocato da altre parti, e Anna Paola Marci, anche lei è rientrata, giocava da altre parti, qualche ragazza della San Paolo, e poi 2 o 3 ragazzine nostre come Giulia Ibba, che è del 2000, come Francesca Badellino, un'altra del 2000, Caterina Argiolas del 99, insomma un bel gruppetto di ragazzine. Questa partita più attesa, come dicevamo, del terzo turno, su quali fondamentali potrà andare a decidersi? Questa domanda magari è rivolta maggiormente all'Ermanno Iaci, allenatore. Ma guarda, conoscendo Carlo, l'allenatore, il nostro allenatore, sicuramente sarà duro per il Nulvi attaccarci, nel senso che Carlo ha diverse armi per difendersi. Sicuramente la partita passerà attraverso le ragazze più esperte, voglio dire, per noi è fondamentale Sonia Cirronis nel ruolo di pivot, ma anche di Tatiana Martellini, che è la guardia tiratrice da 3 punti, ma sta giocando anche buone partite Ganga, Noemi Gravina, e quindi io ho abbastanza fiducia. Non conosco il Nulvi, ma se il Nulvi è chiaramente più forte di noi, onore al Nulvi. Torniamo un po' indietro, riavvolgiamo un po' il nastro tornando a quest'estate. Immagino che sia stato difficile per voi rinunciare a un campionato come la Serie A2. Adesso si riparte dalla Serie B con quale obiettivo? Mettere davanti la formazione delle ragazze, oppure tornare un gradino più in alto? No, al momento l'obiettivo principale non è ritornare in A2, tutto quello che viene vedremo, decideremo in seguito. Al momento l'obiettivo è fare un campionato di Serie B dignitoso, dar modo alle ragazzine del nostro vivaio che si stanno iscrivendo e che quest'anno contiamo abbastanza numerose, oltre ai maschietti, dar modo a loro di vedere delle partite belle il sabato, la domenica, farle crescere, e poi se sono rose fioriranno. Se questa squadra è forte, è talmente forte che arriveremo nelle prime posizioni per giocarci i playoff, vediamo alla fine.
Da esterno una cosa che mi ha colpito maggiormente, insomma, osservando l'ambiente scuola basket è il clima che si sta creando. La prima squadra maschile e femminile giocano entrambe lo stesso giorno, tanti bambini a vedere le partite, i bambini del mini basket, di sport. C'è un clima in questo palazzetto che magari in altri palazzetti della città non si trova, è così? Sì, c'è stato questo connubio diabolico tra me e Mauro Farris, dove Mauro Farris rappresenta il vulcano in eruzione. Io sono un vulcano latente che è sempre lì che sta, ma lui è sempre in eruzione e molte volte lo devo calmare io, le sue eruzioni. No, scherzi a parte, sicuramente ogni occasione è una festa, ogni partita è una festa, perché ci inventiamo i premi per i bambini nell'intervallo delle partite, chiediamo ai vari titolari di ristoranti o pizzerie un buono da consumare e viene sorteggiato un buono nell'intervallo tra il secondo e il terzo quarto. Insomma, tante piccole iniziative che fanno piacere e rallegrano un po' l'ambiente. Perfetto, allora manca ormai poco all'inizio di questa partita. Io ringrazio Ermanno Iaci che mi ha fatto compagnia nel presentare questa sfida. Dicevamo 8 minuti e 30 secondi alla palla 2. Per il momento interrompiamo questa diretta, io vado a recuperare la mia postazione e poi torneremo nuovamente in diretta dal Palasport di Via Talete. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. E allora un buon pomeriggio, Astro Cagliari, terza giornata di andata del campionato di Serie B femminile. Siamo anche in diretta streaming, direttasport.it, salinasport.com. In campo Astro Cagliari e Nulvi e big match per Nulvi con numero 7 Aless Secchi, con numero 10 Chiara Marini, con numero 12 Giulia Vanacore, con numero 14 Elena Sanna, numero 15 Ilenia Addis, con numero 16 Martina Mannu, con numero 20 il capitano Ilaria Capece, numero 25 Laura Ponziani, il coach Andrea Bellino. Astro Cagliari con numero 5 Anna Paola Marci, con numero 7 Noemi Gravina, con numero 9 Margherita Lai, numero 10 il capitano è lei Tatiana Martellini, numero 14 Caterina Argiolas, con numero 15 a sgomitare sotto i vetri Sonia Cirronis, numero 17 Alessandra Ganga, con numero 18 Carla Gambino, numero 20 Claudia Canalis, numero 21 Eleonora Cocco, numero 22 Claudia Olquist, con numero 12 Francesca Badellino, coach Carlo Zedda. Dirigono la gara il signor Riccardo Basso di Elmas e Luciano Riccardo di Calagzetta. Buon match a tutti! Ancora in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari, dicevamo terza giornata del campionato di Serie B femminile 2015-2016, in campo Astro Cagliari e Basket Nulvi in testa a questo torneo con altre due formazioni, ovvero il Basket Antonianum e il Sant'Orsola. Campionato di Serie B che ha visto l'Astro battere nella prima giornata lo Spirito Sportivo con il punteggio di 82-43 e nello scorso turno invece il Basket 90 di Sassari ancora
nettamente col punteggio di 46-90, 2 vittorie anche per le pazze, così vengono soprannominate, di Nulvi, che hanno liquidato in serie Basket 90 per 88-73, poi la Mercede Alghero con il punteggio invece di 64-73. Tutto pronto per la palla 2, l'incontro è diretto dai signori Luciano Riccardo di Calasetta e Basso Riccardo di Elmas. È arrivato subito un tiro a segno, protagonista il capitano dell'Astro Cagliari Tatiana Martellini, che ha nel tiro da 3 punti la sua caratteristica principale, ne ha dato immediatamente un saggio, subito 3-0 per l'Astro. Intanto andiamo a vedere quelli che sono i quintetti in campo, iniziando dalle ospiti. Per il Basket Nulvi in campo con il numero 8 Maura Lei, con il numero 20 Ilaria Capece, che è anche il capitano della squadra. Poi abbiamo la numero 10 Camilla Barbone, la numero 11 è Chiara Marini, la numero 12 invece è Giulia Vanacore. Per le padrone di casa dell'Astro Cagliari invece Tatiana Martellini, già citata, va ora a rimbalzo, lo recupera Noemi Gravina in maglia numero 7, con il 15 invece Sonia Cirronis. Poi con il numero 20 c'è Claudia Canalis, e a chiudere lo starting 5 la giocatrice in maglia giallo-nera numero 17 Alessandra Ganga. È arrivato un altro errore per il Basket Nulvi, prova ad approfittarne Tatiana Martellini, che poi cade con il pallone in mano. Non c'è il fallo da parte di Ilaria Capece, semplice infrazione di passi secondo gli arbitri, e dunque si riprende con il possesso del Basket Nulvi in attacco, dunque con la giocatrice in maglia numero 12 Vanacore. Ha servito Capece, fuori dai blocchi si fa vedere Maura Lei, che poi prova la partenza in palleggio, muove prima il piede perno appunto prima di mettere palla a terra, e arriva puntuale il fischio degli arbitri a sanzionarla con un'infrazione di passi. Non riesce a sbloccarsi allora il Nulvi. 8 minuti e 35 secondi da giocare nel corso del primo quarto qui in via Talete. Prova a prendere la linea di fondo Claudia Canalis, e anche lei commette infrazione di passi. Non è molto convinta da questa chiamata arbitrale, ma fatto sta che arriva un'altra palla persa per l'Astro, sagra delle infrazioni di passi in questo primo minuto e mezzo scarso di partita qui in via Talete. La difesa ora dell'Astro prova a prendere il centro dell'area, Vanacore in qualche modo riesce a prendere un tiro da 3 punti la formazione bianco-blu, e poi la stessa Vanacore recupera il pallone vagante e realizza in allontanamento il primo canestro dal campo per Nulvi, che poi recupera un pallone ancora con la difesa aggressiva del duo Vanacore-Barbone sulla rimessa, e arriva la palla recuperata da parte del Nulvi, che ora attacca per sorpassare l'Astro. La rimessa di cui va a incaricarsi Chiara Marini. Tutto pronto, si smarcano le giocatrici ospiti. La palla in punta ora per Maura Lei. Vanacore ancora a cercare Marini, anzi si tratta di Camilla Barbone. Il passaggio che era all'indirizzo proprio di Maura Lei viene intercettato, poi qui da dietro Maura Lei, anzi ancora Barbone, scusate, che recupera palle e poi serve un assist al bacio per Maura Lei, che va a realizzare il canestro del 4-3. Dunque sorpasso Nulvi qui in via Talete, fiammata delle ragazze di coach Andrea Bellino, che ora si sono portate in vantaggio. Fatica un pochino l'Astro, che ora si affida al post di Alessandra Ganga. Su di lei c'è il fallo speso da Ilaria Capece. È andata a prendere bene posizione con il fisico Alessandra Ganga. La sua partenza in palleggio a cercare presumibilmente un tiro in semigancio. È arrivato il fallo, intanto fischio che arriva dagli ufficiali di campo. C'è qualcosa da sistemare probabilmente relativo al cronometro. Si riprenderà dunque con una rimessa in zona d'attacco per l'Astro Cagliari. 4-3 per la formazione ospite. Directasport.it e sardegnasport.com in diretta a offrirvi il big match della terza giornata del campionato di Serie B femminile. Qui la palla sotto per Cirronis, che segna con il fallo, e potenziale gioco da 3 punti per l'esperta giocatrice di San Gavino Monreale. Contro sorpasso Astro Cagliari con la fisicità di Sonia Cirronis,
che ora proverà a trasformare anche il libero aggiuntivo, ci riesce. 6-4 dunque in favore dell'Astro Cagliari. Inizio gradevole di partita qui in via Talete, qui il taglio backdoor da parte di Barbone a segno. Ottimo attacco del Nulvi. Ancora Barbone, che è una delle migliori realizzatrici di questo campionato, con 48 punti realizzati nelle prime 2 partite di campionato. Qui l'alto-basso giocato tra Gravina e la numero 17 Alessandra Ganga, a segno con il lay-up. 8-6, continua questo elastico. Partita che ci attendevamo piuttosto equilibrata, e così fino a questo momento. Intanto seguiamo la partenza e il passaggio fuori per Nulvi. Ha eseguito il tiro Mauralei, è arrivato l'errore con la tripla. Applaude comunque e incoraggia le sue giocatrici coach Andrea Bellino. Qui infrazione di passi anche da parte di Alessandra Ganga, che muove il perno, cercava il taglio di una compagna lungo la linea di fondo. Altra palla persa dunque per le ragazze di coach Carlo Zedda, che ora difendono. Chiamato lo schema offensivo da parte di Vanacore, la ricezione in questo momento da parte di Capece, il palleggio di Capece a cercare nel cuore dell'area lei. E secondo gli arbitri c'è il fallo speso da Sonia Cirronis proprio su Mauralei, lunga della formazione ospite. E 2 liberi allora per Mauralei, che proverà a impattare nuovamente. Infatti in questo momento il punteggio vede avanti l'Astro Cagliari per 8-6, diventa 8-7 con il primo libero mandato a segno da Mauralei. 2-2 per lei. Allora nuovamente parità qui in via Talete. Martellini, subito la pressione da parte del Nulvi, che mette in difficoltà Tatiana Martellini. Ne viene fuori però con esperienza la giocatrice in maglia numero 10 giallonera. Poi butta via il pallone Claudia Canalis. Allora può ripartire Nulvi. Vanacore a cercare Barbone, arresto e tiro morbidissimo con la mano mancina. Sorpasso Nulvi, 10-8, e chiama ancora la pressione coach Andrea Bellino. Subito assediata Tatiana Martellini, che deve lavorare duro contro Barbone. Qui a un soffio dalla palla recuperata Chiara Marini. Qui Gravina un po' in difficoltà contro Capece. Le urla della consistente fetta di pubblico arrivata quest'oggi a Cagliari direttamente da Nulvi. E immaginiamo saranno in tanti che in questo momento su directasport.it e sardegnasport.com ci stanno seguendo proprio da Nulvi. Qui la tripla a segno da parte di Claudia Canalis. E allora contro sorpasso Astro, 11-10 in questo momento. Continuo gioco di appunto dicevamo sorpassi e contro sorpassi. Qui intanto è arrivata l'infrazione di 3 secondi offensivi da parte di Mauralei, che cercava ancora di prendere la posizione profonda nel cuore dell'area per far valere tutti i suoi centimetri. Palla persa dal Nulvi. Stiamo arrivando intanto alla metà di questo primo quarto. Qui tenta il tiro Sonia Cirronis dall'angolo, sbaglia, recuperato il rimbalzo dal Nulvi. Bell'attacco qui in contropiede con Vanacore a servire Barbone. 12-11, ancora in difficoltà Canalis, riesce comunque a servire Tatiana Martellini. Tatiana Martellini prende la penetrazione. Qui è evidente il fallo da parte di Mauralei a fermare l'azione travolgente da parte di Tatiana Martellini, capitano dell'Astro Cagliari. 2 liberi anche per Tatiana Martellini, mentre coach Andrea Bellino non è soddisfatto dal precedente fischio arbitrale. Cala il silenzio qui in via Talete, mentre Tatiana Martellini realizza il primo dei 2 tiri liberi che avrà a disposizione. 2-2 per lei, nuovo vantaggio per l'Astro sul 13-12, chiamato lo schema da parte di Vanacore. Attacca ancora il basket Nulvi con la ricezione ora da parte di Capece. In punta c'è Mauralei. Ora la penetrazione da parte di Vanacore, che sceglie l'arresto e tiro. Bel rimbalzo da parte di Capece, che poi converte il lay-up del 14-13. Ancora difesa allungata da parte del Nulvi. Canalis lungo a servire Gravina, arriva Ganga, pensa al tiro, poi preferisce servire Cirronis. Il passaggio no look a cercare Ganga, è un tiro difficile da parte di Ganga
in fade away, non va a segno, attacco qui 2 contro 1, realizza Chiara Marini e allora arriva il primo time out in campo. Momento di piccola difficoltà per l'Astro Cagliari che ora è sotto sul 16-13. Allora Carlo Sedda vuole parlare con le sue giocatrici, piccolissima pausa per noi. Si torna a giocare in via Talete, mini break da parte del Nulvi che si è portato avanti di 3 lunghezze sul 16-13 e non accenna a diminuire scusate, la propria pressione sulle portatrici di palla dell'Astro. 3 minuti e 55 secondi al termine del primo quarto. Qui Alessandra Ganga con un tiro in allontanamento, stavolta è morbido e va dentro, accorcia sul -1 la formazione di casa. 16-15. Attacca il Nulvi con Vanacore, esce dai blocchi Maura Lei, su di lei difende Cirronis, qui la ricezione profonda, il canestro molto bello con la mano sinistra ancora da parte di Camilla Barbore che sta tenendo fede alla propria fama di ottima realizzatrice, leader offensivo indiscutibile per il basket Nulvi. Qui pasticcio da parte dell'Astro con il blocco in movimento, se non ho visto male, da parte di Alessandra Ganga che cercava di smarcare in qualche modo Tatiana Martellini dal palleggio. Primo fallo della partita da parte di Alessandra Ganga e altra palla persa da parte dell'Astro che è tornata sul -3, 18-15, mentre attacca Vanacore. Il passaggio consegnato all'indirizzo di Marini, ora va dentro Marini e gran stoppata da parte di Sonia Cirronis che chiude il pitturato e manda la palla direttamente sul fondo. Rimessa in gioco per il basket Nulvi, Marini a servire Maura Lei. Ora la penetrazione da parte di Barbone, anzi da parte, scusate, della numero 12 Giulia Vanacore. Qui arriva la palla persa, il contatto secondo il duo arbitrale non è falloso, è falloso invece l'intervento da parte di Barbone in questa circostanza. Barbone che andava come di consueto a pressare sulla ricezione Tatiana Martellini. Qui si propone anche Claudia Canalis ad allentare la pressione, pronto il raddoppio su Canalis, mani addosso da parte di Chiara Marini. Arriva un altro fallo, gli arbitri sembrano non tollerare più di tanto la difesa fisica da parte del Nulvi, redarguito anche coach Andrea Bellino. Qui discute lo stesso tecnico del Nulvi in maniera molto amichevole con Tatiana Martellini, mentre Claudia Canalis è pronta in lunetta e realizza il suo primo libero che permette all'Astro di riportarsi sul -2 che diventa ora -1, 18-17. Poco meno di 3 minuti al primo mini intervallo qui in via Talete. Directasport.it e sardegnasport.com. Terza giornata del campionato di Serie B femminile e il big match, il piatto forte appunto di questa terza giornata. Intanto seguiamo Tatiana Martellini che ha servito Gravina, Cirronis la finta e poi la partenza in palleggio a sfidare Maura Lei. Il tiro dopo il giro sul perno, l'errore in 2 tempi, non è riuscita a segnare Sonia Cirronis. L'ultimo tocco però a rimbalzo è di una giocatrice del basket Nulvi secondo gli arbitri, dunque rimessa dal fondo per le giallonere con Tatiana Martellini che è già pronta a eseguire. C'è da asciugare il parquet, intanto piccola pausa che ci consente anche di ricordare quelle che sono le altre partite di questo terzo turno di campionato. Sant'Orsola Spirito Sportivo, Antonianum Basket 90 ed Elmas Alghero. Sono queste appunto le 3 partite che andranno a concludere, a chiudere il quadro del terzo turno di campionato. La rimessa da parte di Martellini all'indirizzo di Canalis in punta, 8 secondi per l'attacco dell'Astro Cagliari, si propone ma viene ignorata Claudia Canalis. Qui è arrivato un altro fallo in attacco ed è un altro blocco in movimento da parte di Alessandra Ganga che in questo caso si arrabbia un po' con gli arbitri. Molto attento il duo arbitrale a questo genere di contatti, almeno questo sembra essere il metro in questo avvio di partita. Attacca Nulvi,
con Barbone che ha servito Marini. Ancora Marini per la nuova entrata, si tratta della numero 25 Ponziani, che ha sbagliato da sotto dopo essere andata a prendere bene posizione nel pitturato. Qui Gravina riceve il pallone, ribalta il lato all'indirizzo di Tatiana Martellini, penetrazione di Martellini, il tiro piazzato da parte di Ganga è sbagliato, lotta a rimbalzo Gravina che però non riesce a mantenere il possesso del pallone. Sempre 18-17 il punteggio in favore del basket Nulvi quando mancano 1 minuto e 50 secondi al termine del primo quarto. La palla in possesso di Barbone, ora Vanacore ha ceduto all'indirizzo di Marini, fischio arbitrale, un altro fallo, stavolta della difesa probabilmente, e probabilmente da parte di Canalis, se non ho visto male. Fatto sta che Mauralei è già pronta in lunetta per 2 liberi, il primo va dentro. Due su 2 per Mauralei e allora nuovo +3, basket Nulvi. Solito raddoppio su Tatiana Martellini direttamente sulla rimessa, stavolta fa tutto da sola Tatiana Martellini che poi si affida all'indirizzo di Sonia Cirronis. Vicino a lei c'è Alessandra Ganga, preferisce andare 1 contro 1, Cirronis che poi si gira sul perno, scivola con il perno secondo gli arbitri, minacciata anche di fallo tecnico Sonia Cirronis che ha protestato in maniera veemente per questo fischio arbitrale. Palla persa da parte dell'Astro che ora deve difendere. 20-17 qui, tripla aperta e lunghissima da parte di Marini. Può ripartire l'Astro con Claudia Canalis che chiama lo schema L. Vicino a lei c'è Sonia Cirronis, fa tutto da sola Claudia Canalis, il tiro è morbido ma è sbagliato. Qui non si capiscono Cirronis e Canalis, Vanacore a tutta velocità dall'altra parte, poi il tiro da parte di Barbone, sfortunata, recupera però il rimbalzo con grande caparbietà Camilla Barbone, va a guadagnarsi 2 tiri liberi che potrebbero permettere al basket Nulvi di portarsi sul +5, sarebbe anche il massimo vantaggio di questa partita. In precedenza incomprensione abbastanza banale con Canalis che è andata a intercettare un pallone diretto a Sonia Cirronis, errore che è costato caro all'Astro Cagliari. Mentre siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo quarto, 2 su 2 da parte di Camilla Barbone e allora si concretizza il +5 per il basket Nulvi. Intanto problemi per Tatiana Martellini, ora Sonia Cirronis porge il pallone ancora all'indirizzo di Martellini, chiamato nuovamente lo schema L da parte dell'Astro con Martellini, il crossover, davvero una bella giocata da parte sua, poi va a sfiorare il gioco da 3 punti Tatiana Martellini che aveva lasciato sul posto la sua diretta marcatrice e poi la penetrazione con la mano destra, falloso l'intervento sul suo tiro. Intanto si prepara un cambio in campo con lei che esce per fare posto alla rientrante capitana Ilaria Capece in maglia numero 20 che va subito a saltare sul tiro libero. Pronta intanto Tatiana Martellini che sbaglia il primo libero. Sempre 22-17, ora 22-18, 41 secondi. Chiamato lo schema da parte della play del basket Nulvi, Vanacore, ora l'alto basso provato tra Capece e Ponziani, una buona idea che però non si concretizza per il basket Nulvi. C'è l'intercetto da parte di Gravina, Nulvi che rimane in attacco con 14 secondi, qui persa completamente Capece ma è sbagliato il suo tiro. Martellini fa tutto da sola, percorre tutto il campo in palleggio e va a prendersi altri 2 liberi. Dunque nuovo viaggio in lunetta per Tatiana Martellini, potrebbe permettere all'Astro Cagliari di portarsi sul -2 con 22 secondi da giocare prima del primo mini intervallo qui in via Talete. Directasport.it e sardegnasport.com per la prima volta in questa stagione a offrirvi una gara
del campionato di Serie B femminile. È arrivato il 2-2 da parte di Tatiana Martellini, mentre attacca già il Basket Nulvi con Barbone. Si propone Vanacore che però non riceve, esce da quest'altra parte Marini. Ora Ponziani prova a prendere posizione, non riceve. Uno sguardo al cronometro per Barbone, poi il tiro in corsa appoggiato al tabellone. Gran canestro da parte ancora di Camilla Barbone. Qui la preghiera di Tatiana Martellini che non trova successo. Allora il primo quarto si conclude con il Basket Nulvi avanti sull'Astro Cagliari con il punteggio di 24-20. Piccola pausa ancora per noi e poi tra 2 minuti ancora in diretta per il secondo quarto di Astro Cagliari Basket Nulvi. Nuovamente in diretta dal Palasport di Via Talette. Dopo i primi 10 minuti il Basket Nulvi è avanti sull'Astro Cagliari con il punteggio di 24-20. Il gioco che riprende in questo momento con il Basket Nulvi che è la prima squadra ad attaccare in questo secondo quarto. La palla nelle mani di Ponziani che riceve ora in punta il passaggio consegnato all'indirizzo di Vanacore e c'è il fallo. Secondo gli arbitri, fallo commesso da Claudia Canalis proprio su Vanacore, dunque rimessa in zona d'attacco per il Basket Nulvi con Marini che va a eseguire la rimessa sulla pressione di Gravina, riceve non senza difficoltà Ponziani il passaggio all'indirizzo prima di Vanacore e poi di Barbone. Barbone torna sul lato sinistro per porgere un passaggio all'indirizzo di Capece, Capece che però manda per aria un airball e dunque torna in zona offensiva l'Astro Cagliari che si affida alle mani di Claudia Canalis che abbiamo visto anche la scorsa settimana sui nostri schermi con un'altra maglia, quella dell'Energit Cagliari nel campionato di Serie A1 femminile. 2 minuti e spiccioli in campo per lei che però si è fatta valere tenendo molto bene difensivamente la forte americana dell'Umana Venezia Ashley Fontenet. Qui intanto sono dei cambi in campo da una parte e dall'altra. Per il Basket Nulvi in campo Alessia Secchi, mentre invece per l'Astro Cagliari ha fatto il proprio ingresso la giocatrice in maglia numero 5 Anna Paola Marci. Qui è arrivato l'errore da parte del Basket Nulvi che però ha recuperato il rimbalzo e poi Vanacore con il piazzato dall'altezza del tiro libero a segno +6. Basket Nulvi, massimo vantaggio per la formazione ospite che sta lentamente cercando di prendere il controllo delle operazioni. Qui Martellini da 3 scheggia a malapena il ferro, è un momento di difficoltà per l'Astro Cagliari e coach Carlo Zedda è pensieroso in panchina mentre il Basket Nulvi si riporta in zona offensiva con il passaggio consegnato per Capece da 3 a segno. Ilaria Capece, il capitano del Basket Nulvi, a regalare il +9 per le pazze, 29-20. Qui Marci perde palla, il contropiede del Nulvi, 2 contro 1, la palla per Vanacore all'indirizzo di Capece, un altro piazzato dalla media, ancora a segno Capece per il +11. Basket Nulvi 31-20, rottura prolungata e parziale aperto per la squadra di coach Andrea Bellino. Quel ribaltamento eseguito all'indirizzo di Canalis che prova a prendere il tiro dalla media, sbagliato, rimbalzo recuperato da Capece, poi perfeziona la nuova entrata Alessia Secchi. Qui il passaggio all'indirizzo di Barbone, palla deviata e rimessa in zona d'attacco per il Basket Nulvi. Va a eseguire proprio Secchi, il gioco di blocchi a smarcare Capece, ancora in punta per Vanacore, si propone da quest'altra parte Secchi, la palla ora all'indirizzo di Ponziani, il tiro in fade away a segno e continua il parziale terrificante del Basket Nulvi, ora +13, 33-20 il punteggio. Canalis prova a smuovere l'attacco delle sue,
si proponeva per la ricezione, spalle a canestro Alessandra Ganga, è arrivato l'anticipo. Astro Cagliari che avrà 12 secondi per concludere il proprio attacco, ma prima c'è un cambio con coach Carlo Zedda che manda in campo con il numero 22 Claudia Alquist, richiamata in panchina invece Claudia Canalis. Eseguita la rimessa proprio all'indirizzo di Marci, palla deviata da parte di un'aggressiva Barbone e altra rimessa per l'Astro con Tatiana Martellini a gestire il palleggio. Ora Cirronis che prende posizione contro due, non arriva il fallo ma recupera molto brava Alessandra Ganga che porge ancora all'indirizzo di Cirronis che questa volta non può sbagliare e finalmente si muove il tabellone per le padrone di casa. Qui la penetrazione da parte di Barbone che segna con il fallo, ancora a trascinare le sue Camilla Barbone. Davvero un'ottima realizzatrice. Qui il potenziale gioco da 3 punti. A segno anche il libero aggiuntivo per Camilla Barbone. 36-22, mentre attacca l'Astro Cagliari con Alquist che ha servito Ganga. È arrivata un'altra palla persa da parte dell'Astro con Vanacore dal palleggio. L'attacca Alquist, servita Capece, ora la palla per Secchi, la tripla mandata per aria è sbagliata, bel rimbalzo da parte di Sonia Cirronis, è ripartita Tatiana Martellini che preferisce poi arrestarsi e porgere all'indirizzo di Marci. Qui Marci prova ad attaccare con la mano sinistra, va poi da Alessandra Ganga, il pallone per Alquist, si butta a terra e poi subisce il fallo, molto brava anche qui Vanacore che propizia un altro recupero per la sua squadra. Anzi, chiedo scusa, non era stato chiamato il fallo subito da parte di Vanacore perché l'Astro Cagliari rimane in attacco e ci rimarrà anche dopo questo pallone sporco deviato per ultima da Ponziani, se non ho visto male. Dunque rimessa dal fondo per l'Astro Cagliari con 24 secondi per il proprio attacco. La palla nelle mani di Tatiana Martellini, si smarca Alessandra Ganga. Ganga prova a lavorare ancora con il fisico e altro tiro in allontanamento a segno. E dunque Alessandra Ganga, la seconda miglior realizzatrice dell'Astro nelle prime 2 giornate di campionato con 36 punti mandati a referto, a permettere appunto alla compagine Cepina di portarsi sul meno 12, 36-24. Qui prova a intercettare Marci, la palla vagante controllata poi da Cirronis. Riparte Martellini, Martellini nel cuore dell'area, il tiro in corsa ha sbagliato, il rimbalzo lungo controllato poi da Vanacore, qui anticipa tutti Marci che poi porge il pallone all'indirizzo di Ganga per il più facile dei lay-up. Reazione da parte dell'Astro che si riporta dunque sul meno 10, 36-26 quando siamo in prossimità della metà del secondo quarto. Time out chiamato da coach Andrea Bellino e piccolissima pausa per noi. Si torna a giocare in via Talete, 36-26, più 10 per le pazze qui a Cagliari. 5 minuti e 36 secondi al termine del secondo quarto, mentre attacca Capece, non c'è il fallo secondo gli arbitri nonostante il contatto. La palla controllata da Alquist che poi cede all'indirizzo di Marci, chiamato lo schema a pollice. Si propone Martellini, non viene però servita, la palla ancora nelle mani di Marci, mentre avrà solamente 8 secondi, deve sbrigarsi l'Astro per trovare un tiro. La palla sotto da Sonia Cirronis, sbagliato il tiro, prova a lottare al rimbalzo, l'ultimo tocco è di Alquist e dunque rimessa per il basket Nulvi che
torna in zona d'attacco con Alessia Secchi a gestire questo possesso offensivo. Ponziani ha ceduto all'indirizzo di Capece, l'attacco di Capece nell'1 contro 1. Si lamenta ancora per un fallo mentre Marci a tutta velocità il tiro in corsa con la mano sinistra, non trova però fortuna, lotta a terra Alquist, chiamata la palla contesa e la freccia che permette all'Astro Cagliari di rimanere in zona d'attacco. Qui premiata la generosità di Claudia Alquist, rimessa dal fondo per Tatiana Martellini che è già pronta nella zona delle operazioni. Il fischio arbitrale a sancire la ripresa del gioco con Gravina a scambiare con Martellini, ancora il palleggio di Tatiana Martellini, prova a ribaltare il lato all'indirizzo di Alquist, qui la penetrazione e il passaggio per Cirronis, molto brava Sonia Cirronis a tenere il contatto e a appoggiare il semigancio che vale il meno 12. Scusate, il meno 8 Astro Cagliari, viene aggiornato in questo momento il punteggio 36-28. Qui intanto è arrivato l'errore da sotto da parte di Ponziani, tanto in precedenza la parte della sezione meglio del pubblico ospite si lamentava a gran voce per un possibile fallo in attacco da parte di Sonia Cirronis, che però non è stato ravvisato dal duo arbitrale. È ripartito intanto il basket Nulvi con la penetrazione qui da parte di Ilenia Addis, nuova entrata in campo. Ancora in attacco le nulvesi, il tiro da 3 a segno, davvero un gran tiro da parte di Ilaria Capece che riscatta così le ultime palle perse. Canestro da 3 punti che permette al basket Nulvi di riportarsi sul più 11, 39-28, 3 minuti e mezzo prima dell'intervallo lungo con Gravina che ha servito Tatiana Martellini, il blocco di Cirronis, ancora Martellini che si butta dentro fuori da Alquist, il tiro piazzato dalla media sbagliato e riparte il contropiede rapidissimo del basket Nulvi con il canestro solitario da parte di Ilenia Addis che capitalizza il 2 contro 1 nel migliore dei modi, 41-28, e le pazze provano a scappare via qui in via Talette. La linea di fondo presa da Alquist, non riesce a trovare lo spazio per il tiro, si va da Marci, arresto e tiro, c'è un tocco sul braccio di Marci, secondo gli arbitri il fallo dovrebbe essere stato commesso da Ponziani. Tocco sul braccio appunto di Marci, 2 liberi per lei e cambio in casa Astro Cagliari con Sonia Cirronis che lascia il parquet per qualche minuto di riposo. Torna in campo Alessandra Ganga. 41-28, come abbiamo detto il punteggio, 2 minuti e 56 secondi ora prima dell'intervallo lungo, mentre è pronto un cambio anche per coach Andrea Bellino che sta per rimandare sul parquet con la maglia numero 11 Chiara Marini. Vedremo quale sarà la giocatrice deputata a lasciare il campo. Qui canestro di Marci, 2 su 2, 41-30, ed è Camilla Barbone a lasciare il campo, applaudita dal pubblico, giustamente, gran partita finora per lei, sta trascinando la formazione di Nulvi. Qui Marci a lavorare bene in difesa sul palleggio di Secchi, c'è da discutere sull'assegnazione di questa rimessa. Giocatrice dell'Astro Cagliari era convinta di non essere stata l'ultima a toccare questo pallone, mentre Capece prova a segnare appoggiandosi al tabellone, non riesce però nel suo intento. È già ripartita Tatiana Martellini che va dentro e sbaglia però la conclusione con la mano mancina e viene fuori senza danni il basket Nulvi, che ora però deve difendersi contro la pressione furiosa da parte di Noemi Gravina. Arriva la palla in zona d'attacco in qualche modo, qui persa per un attimo Alessia Secchi, il pallone per ora Capece, ancora dentro da Ponziani che lotta a sportellate con il fisico contro Ponziani. Il fallo. Riprende il gioco qui in via Talete, il possesso per il basket Nulvi.
con Alessia Secchi in punta. Ancora Alessia Secchi a lavorare dal palleggio. Il tiro di Secchi, il rimbalzo controllato poi da Marci. È ripartita l'azione dell'Astro Cagliari, si arresta Marci fuori da Martellini. E il canestro da parte dell'Astro Cagliari, che ora insegue sul 41-33, mentre prova il tiro da 3 punti. Marini è sfortunata in questo caso. Cirronis, il passaggio lungo a servire Tatiana Martellini. Ora Gravina prova a ribaltare il lato all'indirizzo di Alquist. Cirronis prova a risolvere una situazione intricata e arriva il fischio arbitrale. Fallo su Sonia Cirronis. Sonia Cirronis in lunetta per 2 liberi, 1 minuto e 20 secondi all'intervallo lungo. Sbagliato il primo tiro a cronometro fermo da parte della giocatrice dell'Astro Cagliari. Sbagliato anche il secondo con il pallone che si arrampica sul tabellone, però poi non scivola dentro. Si riporta in zona d'attacco il basket Nulvi con Vanacore. Su di lei prova a stringere qualche vite difensiva Anna Paola Marci. Troppo fisica la sua difesa secondo il duo arbitrale, dunque rimessa in zona d'attacco per il basket Nulvi, avanti, ripetiamo, sul punteggio di 41-33, 1 minuto e 10 secondi prima dell'intervallo lungo, con il pallone gestito da Ponziani che porge poi per Vanacore. Porta un po' di calma Vanacore, 10 secondi per l'attacco del basket Nulvi, la partenza di Marini, il blocco di Ponziani, ancora Marini che tenta uno strano tiro in corsa, sbagliato Martellini, a servire Gravina, la fuga di Gravina che però non riesce a convertire in 2 punti. Ora Vanacore, la partenza in palleggio difettosa secondo gli arbitri, infrazione di passi da parte del playmaker nulvese e punteggio che non si schioda dunque dal 41-33, ultimi 40 secondi di questo secondo quarto. Martellini da 3, sbagliato a rimbalzo, però fa la voce grossa Sonia Cirronis. Canestro di Sonia Cirronis, 41-35, 25 secondi. Attacca ora Barbone, il suo tiro è un airball, recupera il rimbalzo Gravina, ora attacca Alquist con 15 secondi. Alquist vuole attaccare il ferro e guadagna un fallo che la porterà in lunetta per altri 2 liberi e sta ricucendo pian piano uno svantaggio che si era fatto a un certo punto anche abbastanza largo l'Astro Cagliari, ora sotto sul 41-35, ma che avrà l'occasione appunto di avvicinarsi ulteriormente. È segnato il primo libero da parte di Claudia Alquist che fa 2 su 2, allora 41-37, Astro Cagliari quasi a contatto e time out in campo chiamato da coach Andrea Bellino. Squadre nuovamente in campo qui in via Talete, ultimi 15 secondi di questo secondo quarto. Attacca il basket Nulvi che presumibilmente vorrà lavorare col cronometro per andare fino in fondo. Il possesso nelle mani di Camilla Barbone, si propone Ponziani per il blocco, sceglie la mano destra Camilla Barbone per andare a prendere la penetrazione. Su di lei però arriva il fallo da parte di Tatiana Martellini e dunque viaggio in lunetta anche per Camilla Barbone. 4 secondi e 89 centesimi al termine del secondo quarto, va a spiegarsi con uno dei 2 arbitri Tatiana Martellini, mentre Camilla Barbone è pronta in lunetta. Sbagliato il primo libero da parte di Barbone, si rimane sul 41-37. Solo una giocatrice a rimbalzo per il basket Nulvi, mentre Barbone realizza il secondo libero. Quasi 5 secondi per l'ultimo attacco dell'Astro
qui Alquist tutta sola sotto canestro, segna e allora finisce così il primo tempo in via Talete. Basket Nulvi avanti sull'Astro Cagliari con il punteggio di 42-39, ma le ragazze di Carlo Zedda fino a questo momento sono state protagoniste di una prodigiosa rimonta e dunque ci aspettiamo un secondo tempo equilibrato e scoppiettante qui in via Talete. Piccola pausa per noi, tra 10 minuti nuovamente in diretta qui da via Talete per raccontarvi il secondo tempo di Astro Cagliari Basket Nulvi. Nuovamente in diretta da via Talete per il secondo tempo di Astro Cagliari Basket Nulvi, terza giornata del campionato di Serie B femminile 2015-2016, il big match, il piatto forte di questa terza giornata. Fino a questo momento stanno avendo la meglio le ragazze di coach Andrea Bellino, in vantaggio sul +3, 42-39. È iniziato il terzo quarto, allora andiamo a rendervi conto di quelli che sono i quintetti in campo. Per Nulvi ha tentato pochi istanti fa il tiro da 3 punti Chiara Marini, assieme a lei in campo Barbone, Maura Lei, poi ci sono Vana Core e Ilaria Capece. Per l'Astro Cagliari invece in campo Marci, Canalis, Cirronis, Martellini e Ganga. Nulvi in attacco con Barbone, il pick and roll che però non viene giocato con Ponziani perché Barbone scivola, ne approfitta l'Astro Cagliari che va a segnare 2 punti facili in contropiede, rimasta a terra Barbone che voleva il fallo, lamentava uno sgambetto ai suoi danni, non è stata però premiata dal fischio arbitrale e allora -1 Astro qui in via Talete, 42-41. Si fa sempre più avvincente questa sfida che vi stiamo proponendo in diretta streaming su directasport.it e sardegnasport.com, mentre attacca Capece, la partenza in palleggio proprio da parte di Barbone. Ancora un saggio di grande tecnica da parte del numero 10 bianco-blu. Bel canestro col passo e tiro che vale il nuovo +3 Nulvi, 44-41, mentre Tatiana Martellini lavora dal palleggio, prende posizione Cirronis, sportellate con lei ma arriva l'errore da parte di Cirronis, è ripartito velocissimamente il contropiede del Basket Nulvi che ha mandato Chiara Marini direttamente sotto canestro. C'è il fallo però su Marini che andrà in lunetta per 2 liberi. Ricordiamo intanto anche quelli che saranno i prossimi impegni di queste due squadre. Nulvi che sarà impegnato in casa contro l'Antonianum di coach Simone Grandesso Silvestri, ex tecnico tra le altre dell'Olimpia Cagliari, che quest'anno ha deciso di ripartire dal settore femminile. Antonianum che, lo ricordiamo, è una di quelle squadre che assieme a quelle due che vedete in campo quest'oggi occupano la vetta della classifica a punteggio pieno. Intanto torniamo in diretta a raccontare il tiro da 3 di Martellini che però non va a segno. Ci rimaneva da parlare dell'Astro Cagliari che invece andrà a giocare sul parquet della Mercede Alghero. Qui si lotta al centro dell'area, l'ultimo tocco è stato probabilmente da parte di Sonia Cirronis, scusate, quindi rimessa dal fondo per il Basket Nulvi. 45-41 +4 per la formazione ospite che prova a riprendere in mano le redini del gioco dopo aver subito a cavallo del secondo e terzo quarto. Qui il fallo in attacco da parte di Maura Lei, blocco in movimento e dunque gli arbitri stanno mantenendo una certa coerenza sul metro in questo tipo di contatti. Tanto l'Astro Cagliari attacca, cercata in angolo Tatiana Martellini che viene fuori da una situazione intricata qui con maestria
il giro sul perno di Sonia Cirronis, che vale il nuovo -2 astro sul 45 a 43. È importante, se non fondamentale, l'esperienza e anche la prestanza fisica di Cirronis. Bel duello nel pitturato con lei. Intanto è ripartita l'astro dopo la palla recuperata, qui la partenza di Canalis fuori da Ganga, il tiro di Ganga ancora a segno Alessandra Ganga, e l'astro è nuovamente a contatto, anzi è in parità, 45 a 45 qui in via Tarete, 7 minuti al termine del terzo quarto. Altro errore dalla lunga distanza per il basket Nulbi, che ora deve difendersi dal tentativo di sorpasso delle caglieritane, che attaccano con il pallone nelle mani di Tatiana Martellini. Esce dai blocchi Claudia Canalis, in post Cirronis e Ganga, che invece provava a salire verso Canalis. Sporcato il pallone e rimessa in zona d'attacco per l'Astro Cagliari, che avrà 11 secondi per completare la propria azione offensiva. La palla all'indirizzo di Tatiana Martellini, torna fuori dall'arco Martellini, la finta e poi il tiro da 3 mandato per aria è sbagliato. Bel rimbalzo di lei, le strappa via il pallone con cattiveria Sonia Cirronis. Altra giocata davvero importante di Sonia Cirronis, che recupera questo pallone. Infatti la freccia premia l'Astro Cagliari, che rimane in zona d'attacco. Toccato il pallone sulla rimessa, ora il pallone consegnato all'indirizzo di Tatiana Martellini, fuori per Canalis. L'intercetto buono da parte di Marini a deviare la sfera. Ancora rimessa per l'Astro Cagliari, fuori dall'arco si propone Canalis, riceve invece Ganga. Ganga ancora fuori da Martellini, capisce tutto, però Barbone lanciata in contropiede, qualche problema nell'addomesticare il pallone, arriva poi l'errore. Ancora 45 pari qui in via Tarete, Marci si mette in proprio e sbaglia, si lotta a rimbalzo e viene fuori Vanacore, a tutta velocità Vanacore, che ora attacca, si arresta e sceglie il tiro, che però è corto. Rimbalzo controllato da Ganga. Ora Canalis, che decide di rallentare un pochino il ritmo, che si è alzato notevolmente a questo punto della partita. Ora Martellini va a cercare il pallone Barbone, Martellini va dentro con la mano destra e segna. E allora arriva il sorpasso dell'Astro Cagliari, 47 a 45, 5 minuti e 50 da giocare nel corso del terzo quarto. Attacca Marini, fuori da Vanacore, si propone lei, non riceve, riceve invece Capece, ancora dentro da lei, capisce tutto Canalis, che poi va a commettere il fallo. Cercava di anticipare l'intervento di Marini, toccato il braccio della giocatrice in maglia numero 11 bianco-blu. Il fallo di Canalis è il suo terzo personale, dunque dovrà gestirsi da questo momento in poi la giocatrice in maglia numero 20 giallonera. Tutto pronto per la rimessa già eseguita dal basket Nulvi con Vanacore. Si va ora da Capece, che osserva il piazzamento delle compagne. Ora lei, la palla per Barbone, che batte molto bene Canalis sul primo passo e realizza nuova parità qui in via Tarete, 4-7, 4-7. Marci dal palleggio, ora servita Tatiana Martellini, mentre si alza Alessandra Ganga per il blocco, il pick and roll tra le due. Tatiana Martellini va a tirare con la mano sinistra, sbaglia però da sotto. Rimbalzo conquistato da Nulvi, forse un'infrazione di passi qui da parte di Vanacore, non viene però ravvisata da parte degli arbitri. Il tiro qui di Marini è sbagliato, ma bel rimbalzo da parte di Barbone, attacca ancora Nulvi. Qui Capece va sotto da lei, palla ancora fuori per Marini, non esce nessuno e allora arriva la tripla aperta a segno per Marini. E coach Carlo Zedda va su tutte le furie, ha chiamato il time out in casa Astro. 50-47 per le pazze, 4 minuti e 36 secondi al termine del terzo quarto. Piccola pausa per noi.
Si torna in diretta dal Palasport di Via Talete, 50-47 per il Basket Nulvi dopo la gran tripla mandata a segno da Marini. Ora prova nuovamente a farsi sotto l'Astro Cagliari, qui arriva l'errore da parte di Alessandra Ganga, lotta durissima a rimbalzo tra lei e Cirronis. Si lamenta Sonia Cirronis che voleva un fallo, c'è però solamente la rimessa dal fondo per l'Astro Cagliari. Qui duello verbale tra Cirronis e uno dei due direttori di gara, arriva la seconda minaccia di fallo tecnico per Sonia Cirronis. Intanto proprio la stessa Cirronis tentava la ricezione sotto canestro, qui recupera palla l'Astro, la palla sotto per Ganga che segna -1, 50-49, 4 minuti al termine del terzo quarto. Qui lei, il taglio ancora, backdoor di Barbone che voleva un fallo, contropiede di Tatiana Martellini che poi si ferma, aspetta Alessandra Ganga, qualche problema per la ricezione di Ganga che perde palle, poi va a commettere il fallo su Vanacore abbracciandola in maniera non troppo amichevole. Fallo speso da Alessandra Ganga. E questo dovrebbe essere il suo quarto fallo personale, e così problemi dal punto di vista dei falli per Alessandra Ganga che esce per fare posto ancora a Noemi Gravina che torna così sul parquet. Riparte il Basket Nulvi in vantaggio di un punto sul 50-49. Maura lei ha servito Camilla Barbone, ora la palla per Vanacore che prende il tiro dall'angolo e lo manda a segno con mano morbidissima. Nuovo +3 Basket Nulvi che ha incassato il momento di difficoltà. Si è ripresa immediatamente la formazione di coach Andrea Bellino che ora è nuovamente avanti. Attacca Canalis, qui gran penetrazione di Canalis che però non è fortunata nella conclusione. Ripartita il Nulvi, ripartito il contropiede del Basket Nulvi, qui sfortunata Marini che pesta con il piede destro la linea di fondo. Palla persa dunque dal Basket Nulvi che provava a ripartire velocemente. I canestri in contropiede sono quelli che possono fare veramente male in questo frangente della partita. Qui Cirronis reclama palla, la riceve, poi prova a prendere la linea di fondo. Ancora un saggio della sua classe che permette all'Astro di riportarsi nuovamente sul -2, 5-2, 5-1 in favore di chi attacca qui in Via Talete. Directasport.it e sardegnasport.com in diretta per raccontarvi la terza giornata del campionato di Serie B femminile di basket. Qui spazio per Canalis che prende molto bene la penetrazione, fa secca con la finta la sua diretta avversaria, poi scintille con Barbone. E nuovo sorpasso Astro ora sul 53-52, partita davvero avvincente qui in Via Talete con lei che prova la partenza incrociata, muove prima il piede perno e arriva puntuale l'infrazione di passi chiamata dal duo arbitrale. Intanto cambio per coach Carlo Zedda che manda nuovamente sul parquet Claudia Alquist, richiamata invece in panchina Anna Paola Marci. Canalis ha servito Alquist, palla fuori per Gravina, l'anticipo da parte di Barbone che ora insegue il pallone, riesce a tenerlo in campo, va a spendere il fallo Noemi Gravina. Coach Carlo Zedda non è d'accordo e va a protestare, seppur al limite della propria area tecnica. Qui ancora a lavorare bene non solo in attacco ma anche in difesa Camilla Barbone, miglior realizzatrice del campionato di Serie B. Rimessa in attacco per il Basket Nulvi con Chiara Marini, riceve ora Capece, fuori da Ponziani che ha tantissimo spazio ma non guarda nemmeno il canestro, si va da Vanacore, ora nuovamente Marini, la palla che circola sul perimetro per Capece, fuori da Vanacore, la finta di tiro e arriva un'altra infrazione di passi secondo gli arbitri. L'Astro Cagliari rimane dunque in vantaggio sul 53-52, 1 minuto e 49 secondi al termine del terzo quarto. Chiamato lo schema L da parte di Tatiana Martellini, attesa da Camilla Barbone.
Sonia Cirronis sale per il pick and roll, Martellini fa secca Barbone, poi si butta dentro guadagnando un ottimo fallo. La porterà in lunetta per 2 liberi. Fallo di Capece e 2 liberi per Tatiana Martellini, che è invece la miglior marcatrice dell'Astro Cagliari. Ha realizzato infatti 38 punti nelle prime 2 giornate di campionato. Qui è andata a segno con il primo libero. Viva ora il 2 su 2 che permette all'Astro di riportarsi sul 55-52 più 3, mentre attacca Vanacore. Vuole ricevere nuovamente la playmaker Nulvese, che ora va ad attaccare il pitturato subendo il fallo da parte di Claudia Acquist. Dunque fallo della giocatrice in maglia numero 22 giallonera e 2 liberi per Vanacore. Ha segnato il primo Giulia Vanacore. Due su 2 per Giulia Vanacore. Reazione allora da parte del Basket Nulvi, ora sotto di una lunghezza 54-55, continuo botta e risposta tra le 2 squadre che stanno mantenendo fede a quello che era il loro rango di big di questo campionato di Serie B. Qui Sonia Cirronis ancora con il fisico a guadagnarsi un fallo. Terzo fallo da parte di Capece, se non abbiamo visto male, e Sonia Cirronis che è già pronta in lunetta. Ha segnato il primo libero. Più 2 Astro, 56-54, 1 minuto e 12 secondi al termine del terzo quarto. 2 su 2 per Sonia Cirronis, nuovo più 3 Astro, dunque 57-54. Attacca Vanacore. Riceve ora Capece che alza la testa e poi decide di attaccare Gravina, la batte, ma poi c'è il gran recupero da parte di Gravina che la stoppa e spedisce il pallone direttamente oltre la linea di fondo. Rimane in attacco con 13 secondi sul cronometro dei 24 il Basket Nulvi. La palla per Barbone, la finta e poi la partenza, si arresta, decide di andare da Ponziani. Ora 4 secondi, si deve affrettare, gran stoppata da parte di Sonia Cirronis, poi tutte a terra su questo pallone vagante e la freccia a premiare in questo caso invece il Basket Nulvi, che potrà dunque attaccare nuovamente l'Astro Cagliari. Piccola pausa della partita con i 2 arbitri a colloquio, pausa che ci permette di andare a elencare quelli che saranno gli altri eventi che vi andremo a trasmettere nel corso di questo weekend su directasport.it, su sardegnasport.com, oltre a questa gara in diretta sempre qui dal Palasport di Via Talete per il campionato di Serie D. Scuola Basket Cagliari contro Madas Silique. Poi domani saremo a Sestu per il primo campionato regionale di pallacanestro maschile, il campionato di Serie C, con i Pirati di coach Marco Sassaro su Stentu Sestu contro Automec Calasetta, quinta giornata appunto del campionato di Serie C, partita anche questa molto importante con Sustentu capolista solitaria del campionato a punteggio pieno, Automec Calasetta che invece vanta 2 vittorie e 2 sconfitte, ma che ha tra le proprie fila tanti giocatori importanti, un americano come Ray Robinson, un montenegrino come Predrag Mijatovic e altri giocatori importanti, uno su tutti Aralossi, ma c'è anche il capitano Maurizio Fontana. Qui intanto va per le lunghe questa pausa con coach Carlo Zedda, che non è molto convinto del lavoro dei 2 arbitri. Il gioco però riprende in questo momento con la rimessa all'indirizzo di Capece. Qui Ponziani riesce a ricevere nonostante la pressione di Cirronis, si va nuovamente da Capece, la palla fuori per Barbone, il pallone deviato e Basket Nulvi che potrà rimanere in zona d'attacco con 14 secondi per concludere la propria azione. Ancora pronta a eseguire la rimessa Marini, riceve Capece,
palla per Ponziani. Ora nuovamente Marini che prova a servire Ponziani, che andava a prendere posizione contro Cirronis. Le proteste di Cirronis non fanno cambiare idea agli arbitri. Rimessa dal fondo per il Basket Nulvi. 4 secondi per le pazze. Prima c'è il time out però chiamato da coach Andrea Bellino. Si riprende a giocare qui in via Talete con un altro bel canestro da parte di Camilla Barbone. 56-57 per l'Astro Cagliari, qui l'intercetto da parte di Capece. Vanacore pensa al tiro, fa saltare Cirronis e poi prende la conclusione della media distanza. Rimbalzo d'attacco da parte di Capece, arriva il fischio arbitrale. Fischio arbitrale a punire la difesa dell'Astro Cagliari. 56-57, occasione dunque per il sorpasso da parte del Basket Nulvi. 8 secondi al termine del terzo quarto con Capece in lunetta. Sbagliato il primo da parte di Capece, arriva l'1 su 2, allora nuova parità qui in via Talete. 5-7, l'attacco di Tatiana Martellini che va a sbattere contro il muro difensivo eretto dal Basket Nulvi. Infrazione di passi per lei e c'è ancora un secondo e 75 centesimi, potrà tentare la preghiera il Basket Nulvi. Qui la palla per Vanacore. Scade però il cronometro senza che riesca a prendere il tiro il playmaker del Basket Nulvi. Finisce qui anche il terzo quarto, perfetta parità in via Talete, 57-57, nuova pausa per noi, poi tra poco ancora in diretta per Astro Cagliari Basket Nulvi. Si torna a giocare qui in via Talete, ultimi 10 minuti di Astro Cagliari Basket Nulvi, terza giornata del campionato di Serie B femminile 2015-2016, piatto forte di questo turno di campionato. Qui Sonia Cirronis prova il tiro con il semigancio, è sbagliato. Attacca ora il Basket Nulvi, 57-57 il punteggio. Alessia Secchi in punta a servire Camilla Barbone. La palla ora che circola in angolo per Vanacore, trovata bene con il taglio qui Camilla Barbone, gran canestro e grande attacco da parte del Basket Nulvi. Barbone realizza dunque il nuovo vantaggio per la formazione nulvese, 59-57. Martellini si propone per il blocco Sonia Cirronis, la palla sul perimetro che circola per Marci, qui il rimbalzo da parte di Alquist che però non converte il layup, va poi a lottare a rimbalzo e a spendere il fallo su Capece. Piccola pausa della partita che ci consente anche di andare a ringraziare gli sponsor che hanno reso possibile questa diretta dal Palasport di via Talete, a cominciare da Finsarda Assicurazioni per passare poi alla Bioestetic, azienda produttrice di prodotti professionali per parrucchieri, e poi la AET, impianti elettrici e telefonici, senza dimenticare poi la D-Sport, che è un'associazione sportiva che invece si occupa di organizzare dei camp estivi multidiscipline ormai da anni. È arrivato un altro canestro del Basket Nulvi che prova la fuga, 61-57, il pallone nelle mani di Anna Paola Marci che chiama vicino a sé Sonia Cirronis per il pick and roll. Sollecitata Marci, qui reclama palla Cirronis che va a spingere,
e fallo in attacco da parte di Sonia Cirronis. Gesto di stizza, poi dopo la chiamata arbitrale non arriva il fallo tecnico, reclamato invece dallo spicchio di pubblico arrivato da Nulvi. 61-57, dicevamo 8 minuti e spiccioli ancora da giocare nel corso di questa partita. Attacca il basket Nulvi con Capece, fuori dai blocchi c'è Ponziani, la palla per Vanacore in angolo, l'arresto e tiro di Secchi a segno con mano morbidissima dall'angolo, e attenzione perché il basket Nulvi fa sul serio, più 6, 6-3, 5-7 in favore di chi difende. Momento cruciale della partita. Tatiana Martellini dal palleggio ha servito Marci, la penetrazione di Marci, bello scarico per Cirronis che non riesce però a coordinarsi bene per la conclusione. Già ripartito il contropiede del basket Nulvi, la palla per Barbone, fuori ora da Vanacore, qui il taglio lungo la linea di fondo davvero ottimo da parte di Capece. Arriva il fallo di Tatiana Martellini che manderà in lunetta dunque il capitano del basket Nulvi. Nuovo momento di grande difficoltà per l'Astro Cagliari, che ha bisogno dell'esperienza dei centimetri di Alessandra Ganga, spedita nuovamente sul parquet. Intanto in precedenza il fallo di Tatiana Martellini era il suo terzo personale. La rimessa già eseguita da Secchi, qui non difende nessuno su Barbone che non si fa pregare, manda a segno il piazzato dalla media distanza. 65-57, più 8 per il basket Nulvi che sta scappando via. Sonia Cirronis tiene lì il pallone, attende l'arrivo di Tatiana Martellini, su di lei va a difendere Alessia Secchi. Il pallone ora proprio per Ganga che lavora con il fisico contro Capece e segna un canestro di importanza capitale per l'Astro Cagliari. Qui con grande generosità si tuffa a terra Marci ma non riesce a recuperare il pallone. Barbone a gestire le operazioni in zona offensiva per il basket Nulvi. Qui il pallone che va dentro per Ponziani, il tiro sbagliato ma gran rimbalzo d'attacco da parte di Barbone. Poi il tiro di Vanacore, ancora a segno e scappa via il basket Nulvi. 67-59, time out in campo chiamato da coach Carlo Zedda. Squadre nuovamente in campo qui in via Talete. 71-59 per il basket Nulvi che sta allungando le mani su questo big match. Non è d'accordo però Claudia Canalis che va a segno con la penetrazione, mano destra per lei a segno, meno 10 per le ragazze di coach Carlo Zedda. Qui non riesce a recuperare il rimbalzo Sonia Cirronis, ancora l'attacco del basket Nulvi. Qui Gravina, gran difesa su Barbone, la palla a terra, lottano Ganga e Ponziani, il tiro da sotto da parte di Ganga che però non riesce a segnare. Poteva essere questo un canestro davvero molto importante per l'Astro. 3 minuti e 58 prima del termine, il tiro in corsa da parte di Secchi, sbagliato, rimbalzo ancora di Ganga contro 2, la pressione delle giocatrici del basket Nulvi. Qui Gravina sola, inizialmente non guarda il canestro, poi si rende conto di essere effettivamente solissima sotto canestro e va ad appoggiare il layup con la mano sinistra. 71-63, l'Astro prova a tornare in partita, attacca a Capece, qui pescata molto bene nel pitturato Ponziani ma arriva la stoppata di Cirronis e poi si lotta sul pallone. Ganga e Barbone ha contatto, il fallo però è di Alessandra Ganga, dovrebbe essere il quinto ed è così. Finisce qui la partita di Alessandra Ganga che torna mestamente in panchina. Al suo posto è pronta a tornare sul parquet Anna Paola Marci. 3 minuti e 23 secondi da giocare qui in via Talete. 7-1, 6-3 in favore di chi attacca. La palla per Capece, controllata da Gravina. La palla in punta per Marini, si torna da Secchi, prova a prendere posizione, poi sale per il blocco Ponziani, riceve invece Barbone. Qui si lotta sul pallone vagante, importante anche qui il contributo difensivo di Noemi Gravina. Martellini, qui Canalis si prende il piazzato, lo sbaglia, bel rimbalzo d'attacco ancora di Gravina. Qui Marci, la penetrazione, lo scarico
coi tempi giusti per il canestro di Sonia Cirronis. -6 Astro, 7-1, 6-5, sale il tifo qui in via Talete. Ponziani in punta a servire Barbone, il taglio di Marini non servito, servita invece Ponziani che lavora sul piede perno, altra stoppata di Cirronis e riparte l'Astro. Martellini dal palleggio, è solissima Canalis che fa secca con una finta la sua diretta avversaria, si trattava di Alessia Secchi e per poco non realizza il gioco da 3 punti, avrà comunque a disposizione 2 tiri liberi Claudia Canalis. 2 minuti e 25 secondi al termine di questa avvincente partita, il big match della terza giornata del campionato di Serie B femminile. Canalis sbaglia il primo dei 2 tiri liberi, 7-1, 6-5 il punteggio in favore del Basket Nulvi, lo ricordiamo è dentro il secondo libero di Claudia Canalis. Riparte il Basket Nulvi con Alessia Secchi, il suo palleggio insistito, si va fuori poi da Capece. Nuovamente Secchi, si alza Ponziani per il blocco. Il taglio pescato molto bene da parte di Capece che però ha sbagliato da sotto canestro, ma c'è il possesso ancora gestito dal Basket Nulvi. Capece, il taglio di Ponziani che riceve ora a lavorare con il fisico contro Cirronis, il tiro da 3 sbagliato, rimbalzo d'attacco ancora per Secchi che poi spinge con il braccio esterno, fallo evidente da parte di Alessia Secchi. E Astro Cagliari che potrà riportarsi in zona d'attacco, cambio intanto per il Basket Nulvi, esce Capece, torna in campo Giulia Vanacore. Allunga la difesa coach Andrea Bellino, rimessa in gioco eseguita all'indirizzo di Claudia Canalis, chiamato lo schema L, sale Sonia Cirronis, il passaggio per Martellini, c'è spazio per il tiro da 3 di Marci che preferisce però dentro, si torna fuori da Martellini. Ora Marci contro Vanacore, 6 secondi per il tiro dell'Astro che deve affrettarsi. Ora Marci, si va da Gravina, il tiro in corsa di Gravina a segno, gran canestro di Noemi Gravina e -3 Astro, 71-68, 1 minuto e 15. Atmosfera bollente qui in via Talete mentre attaccano le pazze con Barbone dal palleggio, si propone per il blocco Ponziani, vuole fare tutto da sola Barbone, qui il tiro da 3 punti di Secchi è lungo, rimbalzo di Cirronis che poi rischia sulla pressione di 2 avversarie. Canalis recupera il pallone, va da Martellini, si ferma Martellini e attende l'arrivo di Sonia Cirronis. Ora Gravina, 9 secondi per l'attacco dell'Astro, 41 sul cronometro invece della partita. Il blocco di Cirronis per Martellini, il tiro da 3 è sbagliato, mancavano 2 secondi, non aveva costruito niente. L'Astro ha perso una scarpa, Martellini che ora si attarda in difesa. Ferma la partita uno dei 2 arbitri per permettere a Tatiana Martellini di mettersi nuovamente la scarpa. 15 secondi per l'attacco del Basket Nulvi, 25 invece sul cronometro della partita, +3 per le pazze. Intanto c'è un nuovo time out in campo, a chiamarlo in questo caso è coach Andrea Bellino. Squadre nuovamente in campo, ultimi 25 secondi di questo avvincente big match tra Astro Cagliari e Basket Nulvi. Qui lavora dal palleggio Marini che poi prende il tiro e lo sbaglia, il rimbalzo d'attacco controllato da Camilla Barbone, rimbalzo di importanza capitale per Barbone che consente alle sue di realizzare 2 punti a cronometro fermo. 71-68 il punteggio, 14 secondi ancora da giocare qui in via Talete. Camilla Barbone
a segno con il primo libero +4 Basket Nulvi 72-68, solamente Ponziani a rimbalzo per la formazione ospite. Barbone segna anche il secondo, +5 Basket Nulvi. Ora attacca, vuole giocarsi le sue residue speranze l'Astro Cagliari con Claudia Canalis, sale per il blocco Gravina, il tiro da 3 di Canalis è un airball, la palla che scivola fuori, 2 minuti e 37 secondi. E allora direi che le chance per l'Astro Cagliari sono finite. Il Basket Nulvi fa suo il big match della terza giornata del campionato di Serie B femminile, battendo l'Astro Cagliari con il punteggio di 73-68. Le giocatrici ora si salutano, io vado a recuperare i due coach. Coach Andrea Bellino che ci raggiungerà dopo aver salutato gli arbitri. Con il tecnico del Basket Nulvi ci avviciniamo vicino al pannello delle interviste. 73-68 il punteggio finale, lo ricordiamo. Ecco, siamo pronti ora con coach Andrea Bellino. Era un big match, una partita importante. Al di là dell'aspetto tecnico è stato importante anche il cuore. Voi ne avete avuto tanto nel corso di questa partita. Ma sicuramente, noi l'avevamo preparata bene per i primi 2 quarti. L'abbiamo fatto bene, abbiamo corso, che sapevamo essere l'unica cosa che poteva mettere in difficoltà loro. Sul +14 siamo un po' calate, poi il secondo tempo potevamo vincere entrambe le squadre, ma alla fine va bene così, siamo contenti. Adesso lasciamo coach Andrea Bellino che deve giustamente concedersi alle sue ragazze per l'urlo celebrativo di questa vittoria. 3 partite, 3 vittorie. Come prosegue il vostro campionato? L'obiettivo, non potete nascondervi, insomma, è quello di andare fino in fondo. Ma noi sicuramente giochiamo per provare a vincere tutte le partite. Poi ovviamente quando giochi partite come con la Mercedes, come con loro, non sempre le vinci. Secondo me noi rispetto a loro abbiamo avuto la fortuna di giocare una partita con Alghero che ci ha creato delle difficoltà, siamo andati anche -10. Forse loro, avendo avuto 2 partite più semplici, magari non avevano avuto questo step di trovare una difficoltà, possono sicuramente aver avuto qualche problema. Adesso abbiamo partite in teoria, a parte Antoniano, un più semplici, però dobbiamo pensare che tutte siano difficili, altrimenti se facciamo le grandi con le grandi e poi perdiamo le partite, diciamo tra virgolette, più abbordabili, sicuramente sarebbe un passo indietro. Dobbiamo continuare a lavorare. Perfetto, grazie allora coach Andrea Bellino, faccio ancora i complimenti per la vittoria della sua squadra. Intanto vado nuovamente sul parquet a cercare coach Carlo Zedda, tecnico dell'Astro Cagliari, con le immagini di Andrea Farris. Vado a raggiungere il tecnico dell'Astro Cagliari, sconfitto quest'oggi dopo una buona prova. Coach, siamo in diretta su directasport.it e sardegnasport.com. Ci dirigiamo anche in questo caso vicino al pannello delle interviste posizionato a fondo campo, mentre intanto vi ricordo anche il prossimo appuntamento in diretta, la Scuola Basket Cagliari in campo contro il Madas Siliqua, campionato di Serie D. Siamo giunti nella zona delle operazioni. Allora coach Carlo Zedda, cosa è mancato per vincere questa partita così importante? Ma sicuramente è stata una partita che non abbiamo letto bene in alcuni sprazzi di gara. Loro con la tattica ci hanno un pochettino imbirigliato, non siamo stati capaci e lucidi, anche perché stanche, di leggere alcune situazioni quando loro passavano da uomo a zona, di avere la capacità di muovere la palla. Invece siamo rimasti lì a palleggiare e poi troppo in ritardo in difesa, nell'1 contro 1 senza palla, nelle situazioni dei blocchi ciechi dove spesso e volentieri arrivavamo sempre 2 secondi dopo e loro ci hanno devastato con tagli dietro e con rimbalzi offensivi. Era una partita che gli osservatori aspettavano per vedere come andavano a delinearsi i valori del campionato. Possiamo dire che forse in questo momento l'Astro ha ancora da lavorare per essere a livello del Nulvi.
Ma certamente, la strada da lavorare, ma non per essere a livello del Nulvi, la strada da lavorare per crescere. Poi il campionato è appena iniziato, credo che il campionato finisca a marzo, mi sembra prematuro parlare di classifica oggi, anche perché voglio dire c'è una prima fase regionale, poi dopo c'è una fase orologio dove si rigioca, dove rigiocano tutte e 8 le squadre, poi ci sono i playoff, perciò credo che non ha senso, bisogna ripartire dalle cose che abbiamo fatto male, provare a migliorarle e poi provare a giocare con Nulvi e con chi per loro, Alghero, Antonianum e tutte le altre squadre, senza sottovalutare nessuno e cercando di migliorarsi e di risolvere meglio i problemi tecnici. Perfetto, allora grazie anche a coach Carlo Zedda, lo libero e vado a chiudere questa diretta per il momento dal Palasport di Via Talete. Noi ci salutiamo solamente per qualche minuto, infatti tra poco saremo nuovamente in diretta, stavolta con il basket maschile, campionato di Serie D, Scuola Basket Cagliari, Madas Siliqua. Allora con le immagini di Andrea Faris, che ringrazio per aver curato appunto la parte tecnica relativa a questa diretta streaming, andiamo a chiudere, appuntamento a tra poco. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport